Giornata di passione sulla Venezia-Verona, una motrice andata a fuoco blocca i convogli per 2 ore e provoca ritardi su tutto il nord Italia. Indipendentisti mobilitati in vista della decisione del Consiglio Comunale sul referendum. La Lega è l'unica a favore. Riprende dopo la pausa estiva la rubrica Lo Zoom del Gazzettino, le notizie della settimana commentate negli studi di Radio Venezia. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia. In apertura purtroppo i passeggeri di Trenitalia inferociti per l'ennesima volta. Oggi un'altra mattinata di passione sulla tratta Venezia-Verona a causa di una motrice andata a fuoco. Stazioni e treni in tilt stamane sulla tratta Venezia-Verona per 2 ore dalle 6:30 alle 8:30. A causa di un incendio ad una motrice il traffico è stato fermato. Per i pendolari è stata un'intera mattinata di passione però, perché con la ripresa delle corse è scattato l'effetto domino e tutti i treni sulla Venezia-Milano hanno registrato ritardi. 2 convogli Frecciabianca dell'alta velocità sono stati deviati sulla tratta Bologna-Verona con ritardi di 2 ore. I treni regionali sono stati invece fermati nelle stazioni di Vicenza e Verona, tratto nel quale sono stati attivati servizi sostitutivi con autocorriere. Alle stazioni di Venezia Santa Lucia e Mestre si è formato un capannello di viaggiatori sotto i display luminosi degli orari, sperando di veder scomparire presto le scritte cancellato. Il rogo si è sviluppato su una motrice di un treno merci della società Sistemi Territoriali e le fiamme, la cui origine è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, hanno suscitato un forte allarme, dato che hanno raggiunto anche la linea elettrica tra le stazioni di San Martino Buonalbergo e Verona Porta Vescovo, alle porte del capoluogo scaligero. E se avete da raccontare le vostre esperienze sui treni, fatelo sui nostri siti Facebook, via email e anche sul nostro sito di Televenezia. Ci arrivano costantemente segnalazioni attraverso il telefono, attraverso le mail, fatelo anche attraverso Facebook, raccontate appunto la vostra esperienza. E continuiamo con la cronaca. A Mestre cittadini detective hanno portato la polizia nel covo di uno spacciatore. Gli agenti del commissariato di Mestre hanno arrestato un 49enne srilankese che aveva la sua base in un appartamento in via Verdi e hanno sequestrato 650 grammi di hashish. I vicini di casa avevano notato un via vai sospetto e hanno chiamato la polizia. Ad aprire la porta c'era il coinquilino, così la polizia, dopo aver perquisito la casa e trovato la droga, non ha fatto altro che attendere il ritorno dello srilankese ed è scattato l'arresto. Grazie dunque alle segnalazioni che spesso la polizia invoca, chiede a piene mani. Episodio che lascia l'amaro in bocca invece quello accaduto oggi in piazza Ferretto, quando un 14enne turco ha centrato un bambino a Mestre percorrendo la piazza in sella alla sua bicicletta. 2 donne e un uomo si sono scagliati su di lui, prima a parole e poi anche alzando le mani. Il giovane si è difeso dicendo: il bimbo mi è venuto addosso, ma era comunque in torto perché in piazza Ferretto la bici va condotta a mano. Una donna però lo ha insultato dicendogli: tornatene a casa tua, ed è questo sfondo di razzismo che così ha guastato un po' tutta e anche la violenza ha guastato un po' tutto l'episodio. Ed è stato ritrovato senza vita il pescatore 44enne di Marcon, Ruggero Barbassi, scomparso giovedì pomeriggio dai laghetti di Casier nel Trevigiano. Si era allontanato dicendo che sarebbe andato a bere un caffè, ma non è più tornato. Le ricerche si sono concluse stamane quando è stato ripescato senza vita. Con ogni probabilità è stato un malore a causare la tragedia. E un'altra notizia: gli incidenti stradali in Veneto calano, anche se dai dati sembra sempre di leggere un bollettino di guerra. In un anno si sono verificati oltre 15.500 scontri con 369 morti e 21.517 feriti sulle strade. Davvero sembra una guerra senza fine. Le strade extraurbane sono ovviamente le più pericolose. Le ore più pericolose poi sono quelle attorno alle 18 e lo dicono i dati dell'Ufficio Statistica della Regione Veneto. I rischi maggiori si annidano ovviamente, si annidano proprio sulle autostrade, sulle strade extraurbane, che hanno registrato il 45% delle vittime. Infine il tracciato dell'indice di mortalità per giorno della settimana evidenzia una maggiore gravità degli incidenti rilevati in Veneto rispetto al dato nazionale.
E ora parliamo di indipendenza, della lotta per l'indipendenza del Veneto. Martedì il Consiglio Comunale dovrà esprimersi sull'ammissibilità del referendum e gli indipendentisti sfileranno in corteo. È una guerra davvero molto sentita nella nostra regione. Indipendentisti in fibrillazione, questi sono i giorni che precedono l'arrivo del referendum sull'indipendenza del Veneto sui banchi del Consiglio regionale. Il movimento sta organizzando un corteo che attraverserà Venezia in coincidenza con il voto per l'ammissione. Luca Zaia ha già manifestato il suo appoggio e i 19 consiglieri del Carroccio, ribelli compresi, dovrebbero dare il loro sì, salvo colpi di scena dell'ultima ora. Ma stando alle dichiarazioni dei partiti espresse finora, si tratterà soltanto dell'unico appoggio che il referendum raccoglierà tra i 60 consiglieri, dato che il PDL ondeggia tra un no esplicito e un'assenza strategica dall'aula e l'opposizione, PD, Italia dei Valori e UDC, è orientata ad uscire dall'aula, giudicando illegale il progetto legislativo. Anche nel caso in cui Palazzo Ferrofini approvasse l'idea che i veneti vengano consultati sull'opportunità della regione di staccarsi dall'Italia, sul referendum pesa la posizione della commissione dei giuristi, che lo ha definito illegittimo. E qualora venisse promosso, si muoverebbe la Corte dei Conti, che contesterebbe le spese, dato questo verdetto sulla illegittimità. C'è anche l'ipotesi che una rete di volontari sostenga le spese, ma si tratterebbe di una sorta di sondaggio senza effetti istituzionali, ma forse potrebbe avere un forte peso sull'opinione pubblica, che potrebbe farsi trascinare dalla voglia di autonomia della Catalogna, decisa a separarsi da Madrid. E proprio sull'indipendenza del Veneto noi abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito Facebook. Rispondete sì o no. Se non vi mettete in contatto con il nostro sito, mandateci pure anche una mail. Volete che il Veneto si stacchi dal governo italiano? Rispondete sì o no o partecipate via mail. E, tra l'altro nel nostro sito Facebook arrivano continuamente i vostri messaggi e vi ringraziamo. Oggi sono arrivati sull'edizione di ieri 14 mi piace e poi anche ha risposto una nostra telespettatrice al nostro servizio su Miss Italia. Chiedevamo cosa ne pensava di questa manifestazione. Toffano Tania, orgogliosa della mia scelta elettorale, lei dice: complimenti al nostro sindaco, Miss Italia a Jesolo ad ottobre, sono davvero molto felice. Ecco, vi avevamo detto che avremmo così preso a pizzichi e bocconi qualche messaggio che ci avete mandato, in questo caso grazie a questa Tania Toffano che ci ha scritto, e comunque ce ne sono anche molti altri nel nostro sito. E ora parliamo di scuola. I problemi della scuola continuano, sono davvero molti da quando è suonata la campanella. Prosegue anche il volantinaggio della scuola nelle scuole della rete degli studenti di Venezia, e sotto la lente di ingrandimento ci sono i disservizi e la carenza di insegnanti di sostegno. Ci sarà un'assemblea pubblica il 20 settembre sotto lo slogan Scrivi scuola, leggi futuro. Il volantinaggio da parte della rete studentesca ha già fatto capire in questi primi 2 giorni di scuola che le manifestazioni non mancheranno. Accorpamenti che hanno portato sicuramente professori nuovi, così come studenti secondo il movimento, che però resta in attesa di capire se la cosa sia positiva o negativa. Nel frattempo il processo di informazione verso gli studenti continua proprio con questo volantinaggio, che cerca di far capire come la digitalizzazione delle scuole sia un po' inutile se mentre studi può crollarti il tetto in testa. Insomma, prima il pane e poi al limite i fiori sopra la tavola, o meglio sopra la scuola. E interviene anche la CGIL sulla questione. Carlo Forte denuncia la mancanza di decine di insegnanti per gli alunni disabili, situazione davvero delicata che prevede degli insegnanti di sostegno, leggi, capaci e formati per questo incarico da affiancare ai ragazzi con difficoltà. Altra carne al fuoco dunque, che probabilmente andrà tutta ad alimentare la manifestazione prevista per l'11 ottobre prossimo. Al via dal 15 settembre la settimana della mobilità, però nasce sotto una luce piuttosto cupa, infatti sono in aumento i furti delle biciclette.
Aria pulita, ora tocca a te. È con questo slogan che si aprirà il 16 settembre la settimana europea della mobilità sostenibile e che a Venezia vedrà già dal 15 settembre un ricco calendario di eventi. Si parte proprio domenica con la giornata speciale introduttiva, protagonista la bicicletta in una gita a Sant'Erasmo dei giovani partecipanti al progetto europeo Bike the Track. In mattinata si prosegue con la maratonina di Mestre, mentre sempre per gli amanti delle due ruote c'è la pedalonga dei Forti a cura della FIAB di Mestre. Martedì 17 la volta dello spritz analcolico per tutti gli sportivi alle 18 a Forte Marghera, dove sono attesi cittadini e ciclisti. Fra le varie iniziative inoltre interessante è quella della punzonatura gratuita delle biciclette, un sistema di antifurto per scoraggiare il fenomeno sempre più dilagante. Venerdì poi sarà la giornata europea in bici senza la mia auto, una campagna informativa che coinvolgerà anche le scuole. Una serie di eventi mirati dunque a sensibilizzare l'opinione comune. C'è da chiedersi però in quanti ritengano utile per una sola settimana all'anno lasciare l'auto a casa, tanto più che questa settimana della mobilità è iniziata con una serie di furti di biciclette che oramai sembra essere a Mestre all'ordine del giorno. Non resterà altro evidentemente che andare a piedi, più mobili di così. E ora la concorrenza dei cinesi che si fa sempre più agguerrita e sta lambendo anche uno settore che finora, almeno nel veneziano, non era stato toccato, e cioè il business, l'affare del caro estinto. E a San Donà tremano, le imprese funebri tremano perché temono l'arrivo del low cost. I cinesi si espandono e puntano sul grande business dei funerali anche nel veneziano. È già accaduto in altre città e ora alcuni imprenditori orientali vogliono rilevare un'attività a San Donà di Piave. E la concorrenza trema. Cinese è ormai sinonimo di low cost. Se il popolo del dragone dovesse entrare anche in questo mercato, potrebbe sparigliare le carte del settore e costringere tutti ad abbassare i prezzi, davvero alle stelle per le tasche di molti. Un funerale mediamente costa 3.000 euro, ma può superare anche le 10.000. E gli imprenditori che da anni sono nel settore non hanno mai conosciuto la crisi e quindi non hanno nemmeno mai cercato di essere competitivi. Anzi, più volte sono stati segnalati anche casi di sciacallaggio, cioè di imprese che riutilizzavano le ghirlande di fiori in più funerali senza l'autorizzazione dei parenti che le avevano pagate. Tutto questo forse potrebbe finire perché il fronte dei cari estinti dovrebbe riarmarsi con sconti e offerte vantaggiose per recuperare i clienti. L'allarme nasce da un'inserzione di un'impresa di San Donà nel sito specializzato vendereaicinesi.it e sono fioccate le proposte. Già si parla di un abbattimento delle tariffe del 40%, sulla base di quanto è accaduto in altre città dove i cinesi stanno gestendo il servizio di pompe funebri. La formula è sempre la stessa: mantengono il personale italiano lasciato dalla precedente gestione e immettono nuovi capitali, si accontentano di margini di guadagno più bassi e puntano sulla quantità. A San Donà le imprese italiane stanno facendo quadrato, pronte ad assorbire questa società e impedire ai cinesi di appropriarsi della quota di mercato. Ma è dura, perché oggi una società funebre nel mercato costa almeno 250.000 euro. L'arrivo dei cinesi è dunque un toccasana per le famiglie in difficoltà. Rimane pur sempre il sospetto che i capitali impiegati da alcuni imprenditori cinesi provengano dai profitti della concorrenza sleale in altri settori, come spesso ha scoperto la Guardia di Finanza. Dite la vostra sul nostro sito Facebook oppure mandateci una mail. E parliamo di arbitrato camerale come un'ancora di salvezza in un momento in cui vengono accentrate le sedi periferiche del Tribunale a Venezia e quindi aumentano i costi, come hanno annunciato gli avvocati delle parcelle. L'arbitrato camerale offre l'opportunità a molte imprese di riuscire a trovare a redimere le controversie utilizzando appunto questo sistema e risparmiando. E tra l'altro diventerà obbligatorio a partire dal 20 settembre. È venuto qui a parlarcene un assistente legale della Camera di Commercio, un'avvocatessa, e la intervista nei nostri studi Alberto Chinellato, al quale do la linea. Vai Alberto. Grazie della linea Maria Stella, siamo con l'avvocato Patrizia Chiampan e per la Camera di Commercio è qui a presentarci una novità, la mediazione obbligatoria, giusto? La mediazione obbligatoria deriva da un decreto legge 69 del 2013, è diventata obbligatoria dal
20 settembre prossimo, chiunque voglia proporre in giudizio una causa civile nelle materie elencate nel decreto, per esempio condominio, locazioni, successioni, divisioni e altre, dovrà preventivamente proporre una domanda di mediazione ad uno degli organismi iscritti al registro presso il Ministero di Giustizia. Camera arbitrale è ovviamente iscritta al registro e si occupa di mediazione ed arbitrato dal 1990, data della sua costituzione. Ieri avevamo parlato dell'accentramento dei tribunali a Venezia, invece voi fornite insomma una rete di servizi a supporto di questa mediazione. Certo, noi cerchiamo e cercheremo sempre di più di essere vicino ai cittadini e alle imprese. Usufruiamo già delle sedi della Camera di Commercio, per cui Venezia, Mestre, Marghera, San Donà e di altre sedi che sono frutto di accordi privati o con istituzioni pubbliche, quale per esempio quello sottoscritto stamattina con il Comune di Noale. Il sindaco ci ha messo a disposizione dei locali nel municipio proprio per le procedure di mediazione o per le procedure di arbitrato, e comunque anche degli uffici per presentare le domande da parte dei cittadini di Noale, ma anche dei territori limitrofi. Un respiro di sollievo insomma anche per l'utente finale, che è un po' preoccupato di questo accentramento, ma invece sappiamo che in questo caso non avviene, ecco. Sì, noi siamo convinti e da molti anni lavoriamo in questo senso di essere un supporto per la giustizia e un aiuto nel pubblico interesse, quindi nell'interesse di tutta l'utenza, privati o imprese che siano, e certamente ci auguriamo che l'apertura di sedi locali possa contribuire a togliere il disagio che sicuramente provano i cittadini o i professionisti nel non avere più le sezioni distaccate dei tribunali. D'accordo, ringraziamo allora ancora una volta l'Avvocato per la Camera di Commercio e a te la linea, Maria Stella. Grazie Alberto, e ora la carrellata di notizie dall'area metropolitana a cura della nostra Margherita Beato. Controlli antibulli sugli scuolabus. Nel comune di Mira il trasporto scolastico per le primarie e secondarie si svolgerà alla presenza di una persona che salirà a turno sui vari bus, cercando di prevenire eventuali forme di disagio e di microbullismo. Andava a prostitute con patente irregolare. Durante i controlli antilucciole, i vigili di Jesolo hanno scoperto un cliente, un senegalese di 47 anni, che girava con un permesso di guida rilasciato in Senegal, visibilmente contraffatto, multa di 450 euro. Impiegato di 33 anni, sconvolto dalla lettura dei tarocchi, pretende l'esame sulla paternità. Il sedicente medium avrebbe detto all'uomo che il figlio in arrivo non era suo. A questo punto la moglie minaccia di denunciare il chiaroveggente per diffamazione. 40.000 auto in transito ogni giorno sul PUT, l'anello esterno intorno al centro di Treviso, stanno facendo schizzare lo smog alle stelle. Il comune farà installare una nuova centralina di monitoraggio e poi via alle targhe alterne e alle domeniche ecologiche. Artigiano edile muore di infarto nella casa del sesso cinese. L'uomo, 53 anni, residente a Grantorto, è deceduto in una casa di appuntamenti a Grisignano di Zocco. Arrestata la tenutaria del bordello, che aveva cercato di darsi alla fuga coi soldi. Automobilisti in rivolta contro l'autovelox della polizia locale di Solesino. A ribellarsi allo spietato occhio elettronico un vice sindaco polesano e un poliziotto vicentino, che hanno contestato la legittimità del servizio chiamando i carabinieri. L'associazione Aiutiamoli a Vivere ha organizzato anche quest'anno dei soggiorni per 40 bambini bielorussi provenienti da Chernobyl e nella Riviera. Vediamo. Montagna, piscina,
Venezia, tanta bella. Piscina. E tanti amici. E tanti amici. Sono tante le cose che i bambini di Chernobyl vedono e imparano in un mese di vacanza da noi in Veneto. L'associazione Aiutiamoli a Vivere di Mirano cerca di donare loro un soggiorno divertente, ma non solo, giochi e gite in montagna, ma anche cure ed esami medici. L'associazione opera da 19 anni e accoglie bambini bielorussi per un mese all'anno, per un periodo di 3 anni in famiglia. E con questa rotazione che chiediamo alle famiglie abbiamo ospitato oltre 800 bambini e abbiamo coinvolti anche oltre 500 famiglie. I bambini quando arrivano nei primi giorni viene eseguita una visita pediatrica generale, dopodiché per chi ha bisogno si fanno le visite più specialistiche, chi ha bisogno dell'oculista, dell'ortopedico, delle altre cose. E tutti però vengono portati dal dentista. I 40 bambini ospitati a Mirano provengono dalla regione di Gomel, la più contaminata dagli scarichi radioattivi provocati dal disastro di Chernobyl nel 1986. Ci dona tanto perché i bambini magari lì non vedono tante cose belle, non ci sono le montagne anche in Bielorussia e qui possono respirare l'aria fresca, stare insieme, giocare, vedere l'altra vita, l'altra possibilità di vita, così sono contenti secondo me. Ospito bambini da 19 anni ed è un'esperienza da fare. Mi auguro che tante famiglie prendano esempio da noi. Per chi volesse qualche informazione per appunto intraprendere questa avventura, diciamo così, può contattarci al sito internet www.aiutiamoliavivere.it. E ora una rettifica, volevo dire che era di Mirano e non della Riviera e mi sono sbagliata, scusate. E adesso lo zoom del Gazzettino e andiamo negli studi di Radio Venezia per commentare assieme con Tiziano Graziottino le notizie della settimana. Siamo negli studi di Radio Venezia, riprende la rubrica Lo Zoom del Gazzettino, accanto a me c'è Tiziano Graziottino, caporedattore del Gazzettino di Venezia. Ciao Tiziano. Ciao, ben ritrovati, grazie. Allora, le notizie della settimana che analizzeremo adesso sono anche quelle che sono state approfondite ovviamente dal tuo quotidiano. E la notizia sicuramente più importante della settimana che ha avuto più scalpore, che ha suscitato più scalpore, è quella riguardante il rapinatore seriale, giusto? Anche noi abbiamo dato spazio. Certamente, perché 7 rapine, queste sono quelle che gli sono state attribuite e che tra l'altro lui il giorno dopo questa notifica ha confessato, insomma sono tante, perché vuol dire 7 anziane che nell'autunno scorso hanno avuto a che fare con questo bandito e che purtroppo aveva anche questo brutto vizio di alzare le mani su queste persone indifese. Un vigliacco lo ha definito il capo della squadra mobile. Insomma è difficile definire diversamente una persona che insomma forte, aitante, giovane, con persone di 70-80 anni, insomma alza le mani anche in qualche caso in maniera del tutto inutile, perché direi che in tutti i casi, perché le persone ovviamente trovandosi di fronte a questo energumeno erano assolutamente pronte a cedere quei pochi beni che avevano addosso. E quindi abbiamo questa situazione. Tra l'altro proprio domani pubblicheremo un'intervista allo sfogo di una di queste vittime che per l'appunto dice adesso vorrei che questa persona fosse condannata in base al male che ci ha fatto. Certo. Ecco, lui è in carcere, lo ricordiamo, dal marzo scorso e ovviamente la pena sarà più lunga visto che gli attribuiscono anche questi casi, e poi, perché all'epoca era stato arrestato solo per un caso, e poi stanno indagando su altri 10, quindi vuol dire che veramente aveva colpito a lungo. Senti, altra notizia, ci sono delle novità riguardo il casinò.
Sì, soprattutto questo accordo con i sindacati per quanto riguarda col personale del Casinò di Venezia, perché è stato in qualche maniera blindato il personale da un accordo tra il sindaco e i sindacati della casa da gioco. Per 7 anni addirittura non ci potrà essere alcun intervento per quanto riguarda il personale, intervento ovviamente di licenziamento o comunque intervento proprio su quello che è l'aspetto del lavoro. Questo ovviamente fa molto piacere ai dipendenti e ai sindacati, per altri aspetti potrebbe complicare la vendita ai privati del Casinò, perché insomma si sapeva che probabilmente doveva esserci una cura dimagrante, no, del personale del Casinò. Ora questa situazione che lo blinda, in realtà, come ho detto, potrebbe spaventare un compratore che dice: accidenti, ma io devo prendere una situazione da risanare e non ho margini di manovra per operare. Poi però pare anche che abbiano abbassato la somma che dovrebbe dare al comune, quindi significa insomma che questa gallina dalle uova d'oro forse alla fine si rivelerà sì, non proprio tanto d'oro, ecco, questa è la sensazione, d'argento, sì. Senti, una notizia a lieto fine, un suicidio sventato da un carabiniere che ha rischiato di morire per salvare quest'uomo disperato. Sì, scriviamo abbastanza spesso, devo dire, di forze dell'ordine che anche nell'ambito del loro lavoro, parliamo di appunto carabinieri, pompieri, forze di polizia, di guardia di finanza, salvano magari persone in difficoltà. Però questo caso è un caso eclatante, per questo abbiamo voluto anche trattarlo con forza, diciamo, sulla prima pagina del Gazzettino, perché questo giovane carabiniere ha veramente rischiato la vita. Era sospeso questo aspirante suicida a 15 metri su un cavalcavia della 4, il carabiniere con il suo compagno ha scavalcato la recinzione di 2,5 metri, è stato letteralmente sospeso nel vuoto per riuscire ad abbrancare questa persona e a metterla in salvo, e ha rischiato assolutamente grosso, perché se questo aspirante suicida avesse deciso di andare fino in fondo, nel momento in cui c'è stato l'abbraccio, se si fosse in qualche maniera dato un colpo, ad esempio un colpo di reni per buttarsi, sicuramente sarebbe finito nel vuoto anche il carabiniere. Quindi tanto di cappello al coraggio di questo giovane, che veramente non ha avuto paura di sacrificarsi per salvare una persona. E stiamo parlando di 15 metri di altezza. Grazie Tiziano, e quindi riprende questa rubrica, ci rivedremo venerdì prossimo, speriamo che siate sempre molto numerosi nel seguirci. Arrivederci. Ed è arrivato il momento del nostro meteo. Sabato 14 settembre, banchi di nebbia in graduale sollevamento, poi cielo sereno e soleggiato, valori termici in salita fino a 25 gradi, mare poco mosso. Domenica 15 settembre, possibile peggioramento con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temperature in diminuzione, oscillanti fra i 17 e i 20 gradi. Lunedì 16 settembre, variabile con qualche nube sparsa, minime in abbassamento, massime in ripresa. La marea di sabato 14 settembre è normale, la massima alle 19:30 50 cm, la minima alle 14:10 20 cm. E siamo giunti al termine di questa edizione, vi lasciamo con una controcopertina, ascolteremo l'orchestra giovanile Diego Valeri composta da ben 60 elementi, eseguire La vita è bella di Nicola Piovani. Le immagini si riferiscono al concerto inaugurale per i festeggiamenti dei 450 anni della chiesa di Lughetto, festeggiamenti che si concluderanno domenica sera. E con questo vi saluto anch'io, vi saluto tutta la redazione, vi ringraziamo di averci seguito, di averci scelti, buon proseguimento, buona serata, buon fine settimana.